Prova, sì, prova, prova, sì, prova, 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 sì, prova. Prova, sì, prova. E se no non zanetto, va bene? Così almeno un pozzo di parliamo tutto staccato, tu c'hai il mano, ok? Va bene? Domani vedo la zanetto. Sa buttare, va? No, sto niente, tu stai zanetto, non no, non si attacca. Saro, entriamo in diretta già con Videoreggio. Amici telespettatori di Videoregione, amici telespettatori di Indirettamente, che cura anche oggi l'emissione e le riprese di questo grande evento di fede, di religione, di tradizione, ma anche di folklore. Benvenuti, siete collegati in diretta con la Basilica della Santissima Annunziata di Ispica, dove tra pochi minuti, si entrerà nel vivo di questo venerdì santo.
Ci siamo già visti ieri, abbiamo seguito insieme le fasi più belle del rito presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, naturalmente, e questa mattina ci siamo rivisti vi siete rivisti con la mia collega, noi siamo stati a Pozzallo, insomma indirettamente ancora una volta porta all'interno delle vostre case le immagini più belle di quella che è la più bella settimana santa in Sicilia, ovvero quella della provincia di Ragusa. Non sono solo, come potete vedere dalle nostre immagini, perché con me c'è Salvo Rabbito che, lo vedete chiaramente dalla sua mise, è un componente della confraternita dell'Annunziata che commenterà insieme a noi, ci racconterà dei dettagli interessanti, dei retroscena e insieme a me commenterà lo sviluppo di questo pomeriggio. Benvenuto Salvo, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera e benvenuti ad Ispica per la nostra settimana santa. E allora, c'è già fermento, il vocio delle persone comincia ad aumentare, i decibel salgono. Spieghiamo in poche parole cosa andremo a fare nella prossima ora, ora e mezza che saremo collegati. Allora, adesso ci prepariamo sostanzialmente alla processione, dalle immagini credo si veda già la cavalleria romana che accompagnerà il simulacro durante la processione. A momenti una delegazione della nostra, anzi la nostra arciconfraternita andrà a Santa Maria a prelevare, ad invitare i confrati di Santa Maria Maggiore come segno di reverenza, di amicizia ed insieme poi arrivati qui all'Annunziata inizieremo la processione portando sulle spalle il nostro Cristo. È una cosa molto bella, quella di questa sorta di collaborazione tra le due confraternite che chiude in un cassetto antiche rivalità nel nome della Pasqua, nel nome naturalmente della Resurrezione. Lo abbiamo già visto ieri e oggi chiaramente ricambiate. Hai detto benissimo, nei secoli passati, come avremo modo di approfondire, queste tradizioni affondano le loro radici veramente nei secoli passati. Le due confraternite maggiori ad Ispica hanno origini veramente antiche, probabilmente quattrocentesche. E quindi insieme a queste due arciconfraternite inevitabilmente nei secoli passati c'era una certa rivalità. Questo perché? Perché queste due arciconfraternite erano una sorta di partito ante litteram in cui le elite municipali si contendevano tra virgolette il primato, il potere, e quindi duellavano su un po' tutto, in primis sulle processioni ma poi anche sull'arte, come puoi vedere la bellezza delle nostre basiliche. Ci soffermeremo naturalmente con te ad esaminare la bellezza che ci circonda oggi. Perfetto, questa rivalità alla fine ci ha lasciato tutto questo, ci ha lasciato questa tradizione, ci ha lasciato questo immenso tesoro artistico. Ovviamente già nel Novecento tutto si era assolutamente affievolito ed oggi si lavora di comune accordo per far sì che la Settimana Santa Ispicese possa veramente possa essere conosciuta anche per quello che è, per questo enorme bagaglio di tradizione, di fede, di religiosità che è effettivamente. Perfetto, noi ora ci spostiamo, andiamo all'esterno della Basilica e volevo far vedere che la devozione, la passione che il popolo ispicese mette in queste confraternite non conosce età, dai più piccoli ai più grandi hanno indossato oggi il fazzoletto blu con la felpa bianca per dare il proprio contributo. Sono con una giovanissima membro della confraternita. Che cos'è per te, cosa rappresenta per te oggi? Per me è devozione. Sono cresciuta con questa associazione e sono ogni anno emozioni indescrivibili che ti toccano proprio il cuore, emozioni che non si possono spiegare così a parole. E non ti perdereste mai per nulla al mondo? Mai, 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 da 20 anni e per sempre. Grazie, e allora ti lasciamo al tuo lavoro, oggi andremo con te insieme.
E allora noi ci fermiamo con l'audio per pochi minuti, il tempo di spostarci all'esterno e seguiremo questa sorta di gemellaggio tra le due confraternite e ritorneremo qui per poi commentare quello che accadrà sul sagrato. Non muovere il braccio. Appena finisciamo a cangiare, questo dà il tuo, no, questo è il tuo, in caso di affiscare, cangiare, lanciare. La radio è mia? Sì, aspetta. Ma un altro? La regione? La regia è tutta all'attacco.
no, eccoci, non è di lì. Alla fine ce l'abbiamo fatta, qualche corsa, qualche scorciatoia, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo in testa al corteo che sta per giungere a Santa Maria Maggiore. Cosa avverrà ora da qui a pochissimi minuti? Come vi dicevo, entreremo dentro Santa Maria Maggiore e poi da lì preleveremo sostanzialmente i membri dell'Arciconfraternita della Santa Maria Maggiore, i fazzoletti rossi, che arriveranno in Basilica da noi, e dopo aver fatto i 3 inchini tradizionali al Cristo con la croce inizieremo la processione del Cristo con la croce, appunto. Tu sei un grande appassionato anche di storia. La storia dell'Annunziata è particolare, è una storia di distruzione prima e di ricostruzione dopo. Di distruzione e di rinascita. La chiesa dell'Annunziata, come tutte le chiese spicesi, venne distrutta dal terremoto dell'11 gennaio 1693 e questo ovviamente significò rinascere per la comunità ispicese. Nel caso dell'Annunziata, addirittura insieme alla chiesa dell'Annunziata venne distrutta l'antica statua del Cristo con la croce di origine cinquecentesca. Recentemente abbiamo trovato un documento che data sostanzialmente l'entrata del primo Cristo con la croce al 1589. Ed è proprio in quel periodo dunque che il culto del Cristo con la croce arriva ad Ispica. Ed è lì che quindi partono i riti della nostra comunità. Dunque all'interno del Fortilizium l'immagine del Cristo con la croce e in più una reliquia della corona di spine di Gesù, che oggi vedrete ai piedi del Cristo con la croce, erano i protagonisti dei riti della Settimana Santa, del Venerdì Santo, all'interno dell'Annunziata. Crollando la chiesa e andando distrutta la vecchia statua, la prima opera che fu commissionata all'indomani della consacrazione della nostra basilica, che verrà consacrata nel 1720, è la nuova statua del Cristo con la croce, quella che vedrete protagonista oggi il Venerdì Santo. Il 14 marzo del 1729 fa l'ingresso trionfale dentro Ispia con una processione sontuosissima, l'immagine del Cristo con la croce che vedremo oggi. Tra l'altro l'autore dovrebbe essere lo stesso, correggimi se sbaglio, della statua del Cristo alla colonna. È vero in parte, praticamente l'autore del Cristo con la croce attuale, quello del 1729, è Francesco Guarino, uno statuario netino ma abitante ad Avola, che poi farà i 2 giudei del Cristo alla colonna, quindi non tutto il gruppo statuario, soltanto i 2 giudei del Cristo alla colonna, che originariamente era da solo. Si vede che con grande passione tu hai studiato questa storia, la senti proprio dentro, no? Il tuo e il sentimento comune dell'ispicese. Dell'ispicese e per noi confrati, per noi portatori, è un sentire profondo. L'emozione che noi proviamo in questo momento, che a parole io farò fatica a spiegarti, la si può vivere solo se sei un ispicese, la si può vivere fino in fondo se sei un ispicese e se vivi dal di dentro queste realtà, queste processioni. Per cui ti ringraziamo ancora di più per aver, tra virgolette, sacrificato parte dell'evento di oggi per stare con noi, questo te ne fa assolutamente merito. Allora entriamo all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. Colpo d'occhio straordinario dentro Santa Maria, con gli stendardi delle due basiliche, i 3 dell'Annunziata e i 3 di Santa Maria Maggiore, il magnifico ciclo di affreschi del Sozzi che fa da cornice a questo momento. Adesso c'è un momento di silenzio, di preghiera anche. Quindi noi abbassiamo il volume. È un momento che si gode nel silenzio sostanzialmente.
Come vedi, lo standard dell'Annunziata sta facendo i 3 inchini tradizionali al Cristo alla colonna in segno di riverenza verso l'immagine del Cristo flagellato alla colonna. Notavamo anche oggi a Pozzallo, quando siamo stati là stamattina, la grande maestria di chi è deputato a certi gesti, a certi rituali. Si muovono in pochissimo spazio, in condizioni sicuramente non agevoli, quindi alle spalle c'è un grandissimo lavoro di preparazione. Sì, ci si, tra virgolette, ci si addestra da bambini. Ad esempio io non sono mai riuscito a portare uno stendardo perché non avevo il sangue freddo per portarlo, invece molti miei coetanei invece sono cresciuti proprio portando e diventando dei veri, tra virgolette, artisti di quest'arte. È proprio un'arte portare lo stendardo. In chiesa, al riparo dal vento, è relativamente facile, fuori con il vento ovviamente l'equilibrio è molto più precario e più difficile, quindi bisogna essere maestri in questo. Bisogna saperci fare, assolutamente. Vi volevo far notare che l'addolorata che è dentro la cappella del Cristo alla colonna è la statua che questa sera incontrerà il Cristo con la croce durante quello che noi chiamiamo un guongiù, quindi l'incontro della madre con il figlio. Un altro dei momenti più toccanti dell'intera processione. Il primo momento è stato stamattina con la scinnuta, adesso vedremo l'asciuta e poi sicuramente l'incontro con l'addolorata di Santa Maria è un altro dei momenti più belli dell'intera processione. Tra l'altro parlavi prima dell'aspetto cromatico, no? Abbiamo abbandonato l'azzurro che capeggiava su ogni colonna per trovare il rosso acceso degli ex voto, sia ceri che bambinelli, sono tutte grazie ricevute, su ognuno è presente il nome e il cognome del bambino che è nato e dove è nato. Perfetto, questo è il significato degli ex voto. Sono dei pezzi di cera, pezzi anatomici per i quali si chiede una grazia o si è ricevuta una grazia. Invece per quanto riguarda i bambinelli si mette il bambino appena nato sotto la protezione del Cristo alla colonna, del Cristo con la croce, sotto la sua protezione, quindi non c'è famiglia spicese che non doni un bambinello di cera ai due simulacri. Allora, a questo punto cosa avviene? Adesso gli amici di Santa Maria, i fratelli di Santa Maria vengono con noi all'Annunziata e tutti insieme facciamo asciuta, cioè l'uscita del Cristo con la croce. Questo è il significato sostanzialmente, per cui come puoi vedere c'è un clima di grande fraternità, di grande amicizia,
proprio per cercare di portare avanti la Settimana Santa nel miglior modo possibile e nello spirito giusto per quello che facciamo sostanzialmente. Allora, ci avviamo verso l'uscita. Ci siamo. Possiamo. Allora, siamo fuori dalla Basilica, comincia la risalita verso la nostra destinazione finale, laddove avverrà il rito di oggi. Abbiamo visto una enorme presenza di turisti o quantomeno di visitatori che provengono dai paesi vicini. La Settimana Santa è anche questo, e anche avvicinare alle nostre bellezze, quelle che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, persone che probabilmente le apprezzano di più in queste occasioni. Sì, assolutamente. Hai detto bene, tanti dai paesi vicini, ma anche tanti turisti. Ci si è accorti, finalmente direi io, di queste realtà uniche, che sono figlie probabilmente delle processioni spagnole, ma interpretate a modo nostro, Personalizzate con un tocco di bravissimo, italianità. di italianità della nostra realtà, che le rende effettivamente uniche, come puoi vedere. Quindi tanti gesti, tanti riti che fanno di queste processioni qualcosa di unico, ripeto. Assolutamente sì, facevo oggi l'esempio durante la cronaca da Pozzallo, una coppia di francesi l'anno scorso, guardando una nostra diretta, ha scoperto la Madonna Vasa Vasa a Modica. Quest'anno sono presenti in città, ma sono presenti anche oggi ad Ispica, erano stamattina a Pozzallo. Insomma, grazie ad un episodio, ovvero aver trovato la diretta, hanno scoperto un mondo nuovo, un modo di fare turismo. Sono arrivati con il camper, stanno soggiornando qua e questo ci avvicina anche al resto d'Europa. Bravissimo, bravissimo. Per noi è motivo di vanto, siamo orgogliosi di portare avanti queste tradizioni, siamo orgogliosi di trasmettere tutto questo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Come puoi vedere ci sono tantissimi ragazzini. L'età media è giovanissima. Giovanissima. Diciamo le immagini sacre della Settimana Santa sono pesantissime. Io sono stato un portatore, oggi non posso più farlo, lo porto col cuore più che con le spalle, e quindi di questo si sono incaricati i ragazzi dell'Associazione Don Bosco, praticamente i portatori del nostro Cristo, i ragazzi della nostra comunità, che sono veramente il cuore pulsante della festa. Grazie a loro veramente riusciamo a portare avanti queste tradizioni, questa processione assolutamente faticosa, lunghissima, perché usciremo a brevissimo e rientreremo ben che vada a luna, Tardi, diciamo tardi, non si sa quando, ma tardi. Ovviamente cerchiamo sempre di rimanere nei limiti, e quindi non è semplice. È bellissimo, uno spettacolo vedere l'ultima salita, quella di Corso Vittorio Emanuele, quella che poi porta in piazza Santissima Annunziata, quando il simulacro ogni 100 metri diventa 100 kg più pesante, e quindi poi a quel punto veramente il Cristo si porta con il cuore e con la passione più che con le spalle. Però avviene una sorta di miracolo, magari
persone che durante la loro vita, 364 giorni l'anno, non fanno movimento, non fanno sport, magari per fare 100 metri prendono l'auto, però oggi diventano degli atleti olimpionici perché non sentono la fatica, fanno chilometri su chilometri con tanto peso sulle spalle. E anche questo è, come dicevi tu, portare con il cuore, non solo con il fisico. Con il cuore. E quella parte finale di cui ti dicevo, e poi i giri in chiesa che sono straordinariamente belli perché sono veramente pesanti, il simulacro non si posa mai più, non si posa più a terra, è un momento faticosissimo, i ragazzi sono stravolti dalla fatica, però sono lì e non lo vogliono posare, non lo vogliono rimettere nella nicchia dove rimarrà tutto l'anno e dove non lo potremo abbracciare come facciamo oggi. Aspettare un altro anno. Dovremo aspettare un anno e quindi è dura poi lasciarlo. Più a lungo lo possono tenere e meglio è, naturalmente. Allora, so che in questo momento è impegnato in ben altro, però lo abbiamo visto ieri, lo stiamo rivedendo oggi. Lui è l'avvocato Piero Rustico, tra l'altro ex sindaco di Ispica, ma oggi non esiste carica, oggi esiste solo la confraternita. Allora dicevamo, abbiamo commentato sia ieri che oggi una grandissima devozione da parte del popolo ispicese tutto, si sono superati le antiche rivalità tra confraternite e oggi si pensa solo al bene della settimana santa in toto. Io credo che questo discorso sia stato ben recepito dalla intera città, ma in modo particolare è stato ben recepito dai tanti devoti del Santissimo Cristo flagellato alla colonna e del Santissimo Cristo che porta la croce. Lo abbiamo voluto dimostrare anche pensando a un programma delle nostre giornate, il giovedì e il venerdì santo, fatto con un'unica veste grafica in cui ovviamente ci sono gli appuntamenti di Santa Maria e dell'Annunziata, ma con un messaggio unico che abbiamo voluto stilare i due presidenti delle confraternite. È stato un messaggio bello e importante perché speriamo di arrivare in una prospettiva futura a un solo programma della Settimana Santa per le due chiese, uno solo che possa dare grande identità alla Settimana Santa nella nostra città, quella ispicese in buona sostanza. Intanto è bello vedere il rosso che abbraccia l'azzurro e viceversa, sono bellissime scene che ci stanno a Pasqua. Io le voglio solo chiedere qual è il ricordo più bello che ha legato a questa settimana? A questa settimana, quella che stiamo vivendo o in generale? In generale, io credo che la devozione degli ispicesi, perché comincia dal momento quando cominciano le nostre giornate. Per esempio per il giovedì santo un momento carico di intensità, carico di emozione e carico di spiritualità è quello delle 4 della mattina, quando si aprono le porte della basilica e la gente va a fare quello che noi chiamiamo in gergo il ringraziamento, cioè si passa davanti all'altare del Santissimo Cristo e in quel momento ciascuno depone ai piedi dell'altare le sue ansie, le sue gioie, i suoi dolori, perché gli ispicesi sono profondamente legati al Santissimo Cristo alla colonna e al Santissimo Cristo alla croce. Io credo che questo sia l'identità di un popolo e in questo momento, proprio in questo momento quando ora stiamo facendo questo avvio di processione verso la Basilica della Santissima Annunziata, stiamo dimostrando che tutti insieme potremmo essere veramente capaci di dare un segnale in più di unità, di comunione fra le confraternite e soprattutto di un'unica devozione che è quella al Santissimo Cristo, alla colonna e alla croce. Grazie, la ringraziamo. E allora noi andiamo avanti, ringraziamo dunque l'avvocato Piero Rustico, come dicevo già sindaco della città di Ispica, ma prima di tutto devoto, presidente, avete sentito, della confraternita che fa capo a Santa Maria Maggiore.
così al volo, le dobbiamo... Sono con il presidente dell'altra confraternita dell'Annunziata, Gaetano Fidelio, che vive, come tutti, con grande passione questi momenti. Parlavamo prima con Salvo Rabito, quanto lavoro c'è da parte vostra di preparazione prima di questo giorno? È sotto gli occhi di tutti la mobilitazione di persone, ma quello che è importante, che volevo mettere in evidenza io, è la passione con cui specialmente i giovani partecipano a questi riti. Non è una processione, non è uno spettacolo folcloristico, sono veramente dei riti di fede che ci hanno tramandato i nostri genitori e che noi in tutti i modi cerchiamo di portare avanti, implementandoli un attimino, perché è giusto che non possono essere i riti così come ce li hanno tramandati, ma vanno implementati e rivisti alla luce del corso dei secoli, perché stiamo parlando di due arciconfraternite che almeno annoverano 5 secoli di vetustà. Quindi questo, ad esempio, questa processione che stiamo facendo, al di là di quello che si dice in genere, sta a rappresentare proprio la grande collaborazione, tra virgolette, che possiamo avere anche con l'altra arciconfraternita. Questo storicamente sta a simboleggiare, dopo periodi un po' di freddezza, un riappacificarsi tra i due gruppi, e quindi il giovedì santo loro vengono a prendere la delegazione dell'Annunziata e di conseguenza il venerdì santo siamo noi a venire a prendere la delegazione di Santa Maria, proprio per sigillare questo tipo di... Ma noi abbiamo fatto molto di più, lo vedete anche con il marketing, la pubblicità che è stata fatta quest'anno, che ha avuto un denominatore comune, cioè non si può parlare ancora di Ispica di 2 settimane sante o comunque di 2. E allora, senza voler annacquare nulla, perché io sono convinto che noi siamo ancora qui anche per il giusto sale, quella giusta competizione che c'è fra le due, che ci consente di poter portare avanti queste nostre tradizioni. Però sicuramente da anni noi cerchiamo di fare delle cose insieme, le facciamo, ci incontriamo ogni anno prima delle feste per mettere a punto tutte quelle che sono sono delle liturgie un po' particolari che vanno messe a punto, e quest'anno siamo andati oltre con un marketing comune sia per quanto riguarda i social che per quanto riguarda anche le brochure. Se avete visto, sono 2 brochure con lo stesso linguaggio, una con tonalità di azzurro, una con tonalità di rosso, con le proprie cose, ma fanno capire che la settimana santa di Ispica è una, e questo potrebbe essere un preludio per un'unica brochure nei prossimi anni. Ce lo anticipava anche prima il suo collega Rustico. Ci siamo impegnati e cui teniamo entrambi, che da un po' che ci lavoriamo, però i tempi devono essere maturi e quindi abbiamo atteso che le cose potessero essere recepite in maniera, perché tante volte in questi periodi basta un non nulla per fare saltare i nervi, perché insomma gli equilibri sono sottili. Sono equilibri, ma anche perché insomma la tensione è tanta. Ringraziamo il Presidente Fidelio di averci concesso queste dichiarazioni. Noi proseguiamo con Salvo Rabito la nostra processione, il nostro cammino di ritorno verso la Basilica dell'Annunziata. Dalle parole dei 2 presidenti delle confraternite si legge un grande clima di collaborazione, un grande clima di distensione, se vogliamo, no? Usando un termine storico, tra est e ovest, diciamo quel muro di Berlino è stato abbattuto. Assolutamente sì. Assolutamente sì, e dalle parole puoi capire benissimo che ovviamente c'è un clima di grande amicizia, di grande fratellanza, ripeto, come è giusto che sia, perché la Settimana Santa non è solo folklore ma è anche religiosità, una religiosità anche se vuoi semplice, però sentita e molto profonda. Allora, noi ci fermiamo pochissimi minuti per dare spazio alla pubblicità, restate sempre collegati con noi perché stiamo per entrare nel clou del Venerdì Santo di Ispica.
E allora siamo ritornati in collegamento diretto, abbiamo accelerato il passo per arrivare prima del corteo che è comunque qui alle nostre spalle e vedete dalle immagini sono con il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, già ci eravamo visti ieri, naturalmente non può mancare anche oggi. Il giorno in cui il Venerdì Santo presenta forse ancora più presenze di ieri abbiamo visto lungo il percorso. La devozione è sempre tantissima, ma quello che voglio sottolineare ancora una volta è il grande spirito di collaborazione che ho visto in questi ultimi minuti tra le due confraternite, azzurro, rosso, rosso, azzurro insieme per un unico obiettivo, la riuscita di questa settimana santa. Ormai questo è un dato di fatto e le due celebrazioni, manifestazioni sono complementari e quindi c'è un aiuto reciproco, una collaborazione affinché il risultato sia ottimale. La uscita dalla chiesa del simulacro del Cristo flagellato alla croce ha sicuramente delle caratteristiche, degli aspetti molto suggestivi, anche perché il sagrato è molto ampio e quindi appena il simulacro si affaccia al sagrato la gente può sistemarsi in modo molto largo e molto esteso e quindi c'è un colpo d'occhio straordinario. Lo vediamo dalle immagini. Infatti si vede. C'è da dire che le due feste hanno delle caratteristiche complementari ma anche diverse. Per esempio oggi c'è un ancoraggio alla storia perché la fedeltà alla storia è riprodotta dalla cavalleria, Certo. perché la cavalleria che supporta tutta la processione è la cavalleria romana e quindi c'è un aggancio alla storia che è molto suggestivo con i cavalli, i cavalieri e la processione. Questo credo che sia uno degli aspetti che vanno valorizzati assieme ad altri aspetti delle due manifestazioni per rendere questa settimana santa la più attrattiva dal punto di vista turistico. Da oggi noi abbiamo un fine, un obiettivo, quello di attirare quante più persone possibili, esterni, estranei, curiosi. Abbiamo visto che ce n'è tantissimi. Come no, strumenti radiotelevisivi e ne abbiamo visto oggi di tutti i tipi. Questo per far sì che da queste immagini derivi una curiosità per la città, per queste manifestazioni che poi si distribuisca su tutti gli altri aspetti della città. E il turismo è fatto di questo e noi su questo cerchiamo di battere. Grazie Sindaco, la lasciamo naturalmente alla celebrazione di questo antichissimo rito. E vedete dalle nostre immagini il sagrato strapieno. Allora, siamo con un altro ospite, l'assessore Cafisi, che sta partecipando con cravatta azzurra. È un caso o è un dettaglio ricercato? No, diciamo, intanto buon pomeriggio a tutti, diciamo che è un dettaglio ricercato. Siamo qua in questa splendida basilica, celebriamo questo bellissimo giorno dedicato a noi, alla città, a tutta la comunità, il giorno del Padre alla croce. Ci accingiamo alla cosiddetta asciuta, noi la chiamiamo così, dopo aver trascorso ieri una bellissima giornata del Padre alla colonna. Questa è la giornata del Padre alla croce, una giornata che si accinge a delinearsi e che fa parte tutto del contesto della Pasqua degli Ebrei. Una giornata bellissima per tutti, per noi, per l'Annunziata, per la città e per l'intera comunità.
Ora vedremo l'omaggio da parte della confraternita di Santa Maria Maggiore tramite gli stendardi, i 3 inchini che faranno davanti al simulacro del Cristo alla Croce, come è successo d'altronde poco fa. Parlavamo con il sindaco prima, ma anche con i 2 presidenti delle confraternite, che mai forse come quest'anno la città di Ispica è diventato un tutt'uno, superando qualsiasi tipo di rivalità, qualsiasi tipo di differenze, di vedute che ci sono state magari negli anni scorsi. Guarda, la rivalità da noi tra le varie parrocchie c'è sempre stata, ma è stata sempre costruttiva tra le parti, e anche quest'anno l'abbiamo usata e come amministrazione ne siamo grati a tutte e 2 le parrocchie, perché alla fine è una rivalità costruttiva, diciamo una rivalità che fa bene alla città, fa bene a noi e fa bene all'intera comunità. Un grazie va alle 2 basiliche, Santa Maria Maggiore e la Santissima Annunziata, e grazie a tutti per i regali che ogni anno ci fanno. Grazie Assessore, la restituiamo alla sua celebrazione. In questo momento la Basilica dell'Annunziata è strapiena. I fazzoletti azzurri si mescolano ugualmente con i rossi. Gli stendardi hanno effettuato il loro triplice omaggio alla Vara, e ora tra pochi istanti entreranno in scena i portatori dell'associazione Don Bosco. I ragazzi, quelli di cui parlava prima Salvo Rabito, sono i più giovani, che vedete con felpa bianca e fazzoletto blu. Sono loro che ora entreranno in scena caricandosi sulle spalle un peso più che gradito. Dicevo Salvo, tra pochi istanti entreranno in scena i ragazzi dell'associazione Don Bosco, che come dicevi prima sono coloro che poi andranno a portare materialmente sulle spalle. C'è grandissima emozione negli occhi di ognuno di loro. Io li stavo guardando prima attentamente, tra un'intervista e l'altra sono tutti concentratissimi sull'obiettivo. Sì. È incredibile, veramente, forse non riusciamo a rendervi così partecipi dell'emozione e della concentrazione che hanno negli occhi questi ragazzi. Sì, i ragazzi fremono per l'emozione di abbracciare, di cullare di nuovo il Cristo con la croce, il loro Cristo con la croce. L'associazione Don Bosco, se mi permetti, è una bellissima realtà cittadina, nasce circa 30 anni fa, nel 93, proprio per formare, raggruppare i ragazzi della comunità, o comunque tutti i nunziatari che volevano dare una mano. E l'associazione pian pianino è cresciuta sempre di più, organizza l'ultimo venerdì di Quaresima una bellissima Via Crucis vivente, di cui abbiamo accennato stamattina, che
veramente è diventata qualcosa di importante a livello proprio siciliano. Abbiamo tanti turisti anche per l'ultimo venerdì di Quaresima. Infatti da noi mi piace dire che la nostra settimana santa ad Ispica inizia qualche giorno prima, inizia l'ultimo venerdì di Quaresima con la processione dell'Arca Santa, una bellissima cassa argentea del 1739 dove viene custodita la Santa Spina, quella che adesso è ai piedi del Cristo con la croce. Dopodiché quando rientra in Basilica, quando la Santa Cascia rientra in Basilica, inizia la Via Crucis vivente. Alla fine della Via Crucis poi dall'Arca Santa viene prelevata la reliquia della Santa Spina, ecco che si preparano per partire, e viene posizionata ai piedi del Cristo con la croce. Questo Allora, è un momento topico. Esattamente, questo momento topico lo voglio vivere con il nostro Saro Di Luca che è qua e con Marco Denaro. Loro sono l'anima di Indirettamente. E allora, Saro, stiamo vivendo forse uno dei momenti più importanti che a casa stanno vivendo grazie alle telecamere di Indirettamente. Innanzitutto saluto tutti i telespettatori di Video Regione e dei nostri canali Facebook e YouTube dell'associazione Indirettamente. È un piacere e un onore trasmettere questa passione che a Ispica nel Giovedì Santo e nel Venerdì Santo, quest'anno anche con Pozzallo e con la Sera Modica, la Nonna Vasa Vasa. Oggi ci troviamo qui nella Basilica della Santissima Annunziata, come potete vedere grazie alle nostre telecamere, è una festa insieme a quella del giovedì che racchiude veramente tanta passione, tanta devozione e tanta storia di cui noi abbiamo tanta responsabilità di trasmettere a chi è più piccolo e a chi forse è un po' più anziano, in cui oggi è a casa e non può godere di questi momenti, e quindi più che è proprio un obbligo che mi sento di dire, ed è quello che dico sempre all'Arciconfraternite, quello che dico sempre alle istituzioni: dobbiamo prenderci l'impegno di portare a casa queste cose, perché non tutti hanno la possibilità e la fortuna di essere qui. Giustamente, e allora noi andiamo a seguire all'esterno il proseguo della celebrazione. Io vi ringrazio per il servizio che state offrendo a tutta la provincia di Ragusa, ma in generale a tutti quelli che non sono presenti oggi. Grazie a Saro, grazie a Marco, e noi andiamo fuori.
Ok, possiamo. Allora, questo è il momento ovviamente più particolare, l'uscita asciutta del Cristo con la croce, mentre la banda intona Cristo con la croce in via del Calvario, una marcia della fine dell'Ottocento del maestro La Rocca, che è la marcia, diciamo, ufficiale del Cristo con la croce. L'altra la sentiremo Soccorso Garibaldi ed è Invocazione. Ti parlo delle marce perché sostanzialmente vestono le nostre processioni, quindi sono importanti. Abbiamo sentito anche è fatta anche di suoni questa festa, no? Prima mi spiegavi la traccola. Sì, bravissimo, la traccola è quello strumento, due legnetti sostanzialmente che battono producendo un suono sordo, si chiama anche lo strumento delle tenebre, proprio perché il venerdì le campane sono chiuse, sono legate e quindi non possiamo suonare per dare il via alla processione e fermarci. Quindi si usa la traccola. Un altro suono che abbiamo sentito probabilmente è quello delle trombe, che suonano queste due note alternativamente, che rappresentano i giudei, i soldati giudei che cercano Gesù nel Getsemani sostanzialmente. Quindi ogni riferimento, ogni singola azione ha un riferimento storico, ha un significato, è ricchissima di simboli la nostra processione. Grazie a te stiamo permettendo ai nostri telespettatori di coglierli, perché possono passare inosservati all'occhio magari meno attento. Ora, chiaramente voi non ci vedete, insomma abbiamo una posizione non comodissima in questo momento, siamo proprio all'interno del grande corteo che sta per partire, sta per avviarsi. Quindi rischiamo di essere trascinati via da questa fiumana di fazzoletti azzurri. Merito anche al nostro tecnico Elio Scollo, che cammina all'indietro proprio sotto la statua per farvi arrivare la migliore immagine possibile. Come si può capire non è agevole in mezzo a tutta questa gente. Il compito chiaramente di chi deve riprendere. Di chi deve riprendere, sì. Non è assolutamente encomiabile. Diamo merito al nostro tecnico.
Stiamo per arrivare in cima alle scale, mi raccontavi di un momento particolare ora. Adesso ovviamente i ragazzi lo terranno sulle braccia, alzato, perché dovranno scenderlo gradatamente, diciamo, quindi è un altro bel momento scenograficamente molto particolare. Anche qui grande preparazione fisica per i ragazzi che dovranno alzare diverse centinaia di chilogrammi sulle braccia in spazi veramente strettissimi. Eccolo qua. Adesso, quando scenderà dai gradini ti accorgerai questa fiumara di portatori, che questo fiume azzurro sul quale quasi scivola il nostro Cristo. Esatto, è come se scivolasse su un fiume d'acqua. Sembra galleggiare. Come ti dicevo, alla fine, quando i ragazzi sono molto stanchi, chi osserva la scena da lontano lo vede quasi cullato in un movimento quasi appunto cullato. Ovviamente la stanchezza, la ritrosia magari a lasciarlo, perché c'è una passione, un attaccamento che non si può spiegare bene a parole. Bisogna viverlo. E comunque lo puoi intuire da queste immagini, e un po' poi se osservi qualcuno inginocchiato all'altare del Cristo con la croce nell'intimità di quel momento. Ecco, vedi? Assolutamente sì, l'immagine che hai reso è perfetta. Corso Garibaldi sono spostati i soldati romani, come ti accennavo prima e ho accennato stamattina, sono l'ultimo ricordo di quella processione, di quella prima processione del 14 marzo del 1729, quando tutti i notabili della città accompagnarono appunto ci rimane la cavalleria romana, questo fatto caratteristico nel quale tutti i nobili della città parteciparono alla processione vestiti da sommi sacerdoti, da soldati romani, quindi un qualcosa di straordinariamente bello. Di quella processione, come ti dicevo, è rimasta la cavalleria e poi questo corteo lunghissimo e coloratissimo che sembra stridere in parte con il momento solenne, però dobbiamo capire che queste nostre processioni hanno avuto il loro massimo splendore e così si sono mantenute in un'epoca settecentesca barocca, quindi come tutti questi momenti, questa scenografia spettacolare, la caduta delle porte così teatrale, l'uscita altrettanto con questo magnifico prospetto. Una cartolina stupenda in questo momento. Quindi le immagini credo parlino da sole. Rettori dell'Arciconfraternita.
per
Allora, siamo rientrati in collegamento diretto. Sono con una persona che ha vissuto questi momenti, prima da cittadino, poi da sindaco, ora di nuovo da cittadino e da consigliere. Sono con Pierenzo Muraglie, che non si vuole perdere neanche un minuto, però qualche istante ne abbiamo rubato. Allora, Pierenzo, commentavamo la marea di gente che c'è alle nostre spalle, che c'è alle spalle della nostra telecamera, nessuno si vuole perdere. Assolutamente no. Buonasera anzitutto a chi a voi e a chi ci segue da casa. Sì, queste sono le nostre tradizioni, la nostra storia, i nostri riti. Personalmente ricordo sempre con rispetto, particolare, significativo. Oggi Roma c'è il Cristo alla croce, ieri il Santissimo la devozione degli ostricesi verso il Cristo alla croce, il Cristo alla colonna è una devozione che affonda le radici nei secoli, quindi ribadisco, è la nostra storia e quindi scendiamo per le strade ad abbracciare il Cristo alla croce oggi e il Cristo alla colonna ieri. Hai un ricordo particolarmente vivo a cui tu sei più legato che riguarda appunto queste celebrazioni? No, sono momenti belli tutti in egual misura, distinguerne qualcuno a discapito degli altri significa fare un torto all'impegno che tutti mettono in campo per la ottima riuscita di queste iniziative, perché naturalmente rappresentano promozione per il nostro territorio, promozione per la nostra città, per le nostre bellezze, per la nostra Ispica che amiamo profondamente. Ecco, da amministratore lungimirante hai sposato molto durante il tuo mandato l'organizzazione e la promozione soprattutto di queste iniziative. È chiaro che il futuro va in questa direzione, ovvero la politica che deve sempre di più supportare queste manifestazioni che arricchiscono un intero territorio sia da un punto di vista di immagine che da un punto di vista pratico. Assolutamente, la politica, le istituzioni tutte abbiamo il dovere di sostenere questi momenti perché, come dicevi tu, c'è una grandissima partecipazione popolare, gente che programma il ritorno ad Ispica l'indomani della chiusura delle festività pasquali, quindi è giusto essere pronti, è giusto promuovere, è giusto impegnarsi per promuovere, trovare le giuste risorse perché Ispica vive anche di questi momenti. Grazie Pierenzo, noi ti lasciamo alla tua famiglia, alla tua festa, rientriamo con Salvo. Dunque, stavamo parlando prima di un episodio storico, di un aneddoto particolarmente importante legato all'atto costitutivo, alla costituzione della confraternita. Riprendiamo da là allora il discorso. Allora, l'Arciconfraternita della Santissima Annunziata ha origini antichissime. Un documento ottocentesco ci dice di un'iscrizione sul basamento di una statua che avevamo in Basilica prima che andasse distrutto con un incendio, la Madonna dell'Itria, e su questo basamento c'era un'iscrizione che diceva fatta con l'elemosina di Lidevoti Confrati, 1470. Se pensiamo che la prima basilica fu costruita tra il 1453 e il 1470, ovviamente e molto probabilmente un primo nucleo, seppur ufficioso, della confraternita di questa fratellanza dovette già esistere per quell'epoca. Ma l'atto fondativo della nostra Arciconfraternita è dovuto a un'opera importantissima di un personaggio straordinario, non solo della storia spicese ma credo della storia siciliana, Donna Isabella Caruso. A molti questo nome non dirà nulla, ma questa donna resse lo stato di Spaccaforno per 30 anni. La nostra era una piccola città-stato, una baronia, poi marchesato, e questa donna diede un impulso fortissimo alla religiosità della nostra città. Con lei nacquero chiese, conventi, a lei si deve l'arrivo qui ad Ispica dei francescani, dei carmelitani e poi via tutti gli altri, i cappuccini, i benedettini. Questa donna straordinaria, ripeto, stanziò una somma
che annualmente faceva una rendita, in fondo un piolegato, un legato di maritanda, si diceva, di maritaggio. Cosa succedeva? Venivano identificate 8 fanciulle povere della città e una volta l'anno venivano sorteggiate da queste 8 fanciulle 2 con un sorteggio a cui andava questa rendita, che altro non era che la dote di queste donne. A cosa serviva la dote? Ovviamente le donne dell'epoca, non essendo emancipate, non avendo possibilità di lavorare, avevano l'unica speranza era quella di trovarsi un marito. Chi non aveva la dote non poteva sposarsi e quindi si apriva un piccolo dramma. Questa donna straordinaria, con la sua sensibilità, ha pensato a queste fanciulle povere della nostra città. Pensate che questo piolegato e questo sorteggio è andato avanti fino agli anni 20 del Novecento, fino ai patti lateranensi sostanzialmente. Quindi annualmente venivano sorteggiate 2 fanciulle povere della nostra città affinché potessero sposarsi. Una sorta di lotteria praticamente. Bravissimo. L'Arciconfraternita dell'Annunziata fu la confraternita che doveva custodire e portare avanti questa istituzione praticamente. E quindi si può considerare, diciamo, il primo vero atto ufficiale della nostra Arciconfraternita. E invece poi del 1651 un documento rarissimo che abbiamo noi in archivio nell'Annunziata che ci parla dei capitoli dell'Arciconfraternita, cioè le regole che questa confraternita doveva avere, quindi il decoro, la crescita spirituale. Lì si evince cosa fosse un'arciconfraternita, un'associazione di mutuo soccorso, quando ancora il welfare non esisteva per come lo intendiamo noi. I fratelli, i confratelli di questo sodalizio si aiutavano vicendevolmente. Confrate nasce dal latino cum fratem, come fratelli sostanzialmente. Ecco lo spirito che comunque puoi percepire anche durante la processione. Assolutamente, esattamente si percepisce questo spirito di grandissima collaborazione che c'è tra i confratelli dell'associazione che vedete con i fazzoletti azzurri per distinguerli, assolutamente, dell'associazione Don Bosco. In questo momento il simulacro è praticamente fermo, non è facile comunque avanzare con tanta gente alla destra e alla sinistra, davanti, dietro, insomma ovunque, quindi chiaramente la processione va molto a rilento. Dicevamo prima, previsioni, siamo intorno all'1? Sì, teoricamente dovremmo rientrare verso le 12:30, ma ovviamente non è sempre detto che riusciamo ad andare spediti. Vedi, alle volte la processione fa tappo, dato la grande presenza di gente, e quindi presumo verso l'1 rientreremo in chiesa, si presume. Allora, ti volevo far notare una cosa: la marcia che stiamo ascoltando adesso, uno degli argomenti, diciamo, importanti per gli spicesi sono le elegie funebri. Questa qui è la seconda marcia del Cristo con la croce, che si chiama Invocazione, una marcia del 33 che descrive ancora una volta il grande dramma che visse Cristo, descritto musicalmente. L'autore di questa marcia fu il maestro Terranova, che si dice abbia concluso questa sua opera nel loggiato della nostra chiesa, quando non riusciva a finire, ci dicono gli anziani, non riusciva a finire questa marcia, e nella parte finale, era un venerdì di Quaresima, sente il classico botto quando il Santissimo gira per le navate della chiesa, e ha un'intuizione e finisce la marcia con dei colpi di gran cassa che stanno a simboleggiare quelle bombe, e quindi il Santissimo che gira per le navate. Questo in modo molto schematico. Un Wikipedia il nostro Salvo Rabito. Noi siamo cresciuti, noi all'Annunziata, gli amici di Santa Maria, ascoltando gli anziani. Tu diventi nunziatario o cavaro anche ascoltando
tuo C'è papà, stato prima di te. bravissimo, tuo papà, ma anche gli anziani, che sono stati una fonte di aneddoti, di storie che ovviamente noi trasmetteremo ai nostri figli. Basta saperli ascoltare gli anziani e le cose rimangono poi in mente e a nostra volta possiamo poi tramandarli a chi verrà dopo di noi. Ecco, si stanno avvicinando, avvertivo il suono più vicino. E davanti a noi, dietro la nostra telecamera, ci sono i fazzoletti rossi di Santa Maria, alle nostre spalle quelli azzurri dell'Annunziata, e noi siamo nel centro esatto. Un meraviglioso gioco di colori, di luci, di suoni. È veramente bello essere presenti qui. Ringrazio anche indirettamente per avermi dato la possibilità di vivere in prima persona questi riti della Settimana Santa ispicese. Come dicevi prima, Salvo, a telecamere spente, spesso uno abita a pochi chilometri e non sa cosa c'è, non sa cosa si perde fin quando non lo prova. L'enorme bagaglio culturale che la nostra provincia detiene è straordinario, eppure anche se a pochi chilometri di distanza non conosciamo bene le nostre tradizioni, e quindi è un peccato. Oggi i riflettori sono accesi veramente a livello mondiale, perché arrivano turisti un po' da tutto il mondo, e quindi potrebbe essere anche un motivo per poter avere un ritorno anche economico, che non fa mai male, perché ovviamente le nostre città hanno bisogno di valorizzare gli aspetti culturali straordinari del nostro territorio. Anche chiaramente tutte queste migliaia di persone che ci circondano devono pur mangiare da qualche parte, devono prendere un caffè da qualche parte, devono prendere un gelato, una pizzetta, devono dormire. E quindi capirete che è l'economia che si muove. E insomma la riflessione che facevamo prima con Pierenzo Muraglia, ovvero che la politica deve sempre di più avvicinarsi a questo tipo di manifestazioni, li deve prendere per mano e portarli ad un livello superiore. Pian piano qualcosa si muove, pian piano ci stiamo riuscendo e il futuro sembra sempre più roseo per questa nostra Settimana Santa. Assolutamente, assolutamente, per noi è un vanto. Noi l'abbiamo sempre detto, in passato percepivamo le potenzialità turistiche anche della nostra Settimana Santa. Finalmente la politica se n'è accorta ormai negli ultimi anni, e quindi dobbiamo ringraziare comunque le amministrazioni che si sono succedute e che ci stanno dando una mano d'aiuto nel valorizzarle proprio per il bene della città. Assolutamente, ringraziamo anche la Regione Sicilia che è stata vicinissima all'organizzazione in primis della nostra diretta, ma in generale delle feste che si ripetono nei vari comuni della provincia. Abbiamo seguito Pozzallo per esempio questa mattina, seguiremo Modica e Scicli domenica, quindi tra poco più di 48 ore ci sposteremo in Corso Umberto a Modica e nel centro storico di Scicli per seguire le processioni della Madonna Vasa Vasa nella duplice veste mattutina e serale, e anche del Gioia, duplice veste anche lì sia di mattina che di sera. Altri spettacoli da non perdere, così come quello che stiamo vivendo in questo momento. Noi stiamo per giungere alla fine della nostra diretta. Chiaramente la festa non si ferma qui. Dicevamo prima, fin dopo, abbondantemente dopo la mezzanotte, quindi se ci state seguendo e siete in uno dei paesi vicini, l'invito è quello di prendere la macchina e venire qua ad Ispica. Siete assolutamente in tempo per vivere una parte di questo venerdì santo. Ripeto, ne vale assolutamente la pena. Io me ne pento di non averlo fatto negli anni precedenti, ma speriamo insomma di avere tempo per recuperare il tempo perso. Quindi vi invito a venire qui ad Ispica. So che siete in tanti che ci state seguendo attraverso i canali di Videoregione e attraverso i canali Facebook, YouTube di Indirettamente, che produce questa diretta.
E allora, Salvo, io non posso che ringraziarti a nome di tutti i telespettatori. Non mi resta che ringraziarti per tutti gli aneddoti che ci hai raccontato, per averci reso edotti di gran parte di storia a noi sconosciuta. Ti lasciamo chiaramente adesso, lo so, a quello che preferisci, no? Sei stato prestato al giornalismo, ma adesso ti lasciamo ai tuoi confratelli. Grazie veramente per essere stato con noi. Io vi ringrazio veramente di cuore. Nel frattempo ascoltiamo questo che è uno dei classici canti. Intanto ascoltiamo la pelle d'oca e poi ci salutiamo dopo. Infatti.
Ma che cosa è successo? No, niente. E allora, siamo con Francesco che è il responsabile, il presidente dell'associazione dei portatori. Commentavamo con te quanta preparazione ci sia. Oggi è solo la punta dell'iceberg, ma sotto ci sono mesi e mesi di preparativi e anche di preparazione fisica, se permetti, no? Esatto, sono settimane veramente intense, sono settimane che la nostra associazione, ma tutta la comunità dell'Annunziata prepara l'evento della Settimana Santa. Vi chiedo scusa per il timbro della voce, Ci sta. capite bene che l'attesa è tanta, durata un anno e quindi non si può davanti allo sguardo del nostro Cristo non rimanere estasiati al grido appunto e picciotti cruci. E come dici bene tu, sono mesi veramente intensi di duro lavoro e sono mesi in cui la comunità e soprattutto i nostri giovani si preparano nel migliore dei modi a vivere i riti della Settimana Santa, riti che non devono essere semplicemente folcloristici, ma che dietro a questi riti si racchiude tanta fede, tanta devozione che ci è stata tramandata dai nostri nonni, dai nostri genitori, che sono sempre da cornice, sono sempre i nostri, come si dice, i nostri angeli custodi, soprattutto i nostri nonni. Anche i nostri ispiratori. Ecco, esatto. E quindi per noi avere oggi il simulacro del Cristo con la croce sulle spalle è veramente qualcosa che aspettiamo da un anno a questa parte. E già sappiamo anche il prossimo anno, quando sarà il prossimo Venerdì Santo, ne parlavamo con gli altri ragazzi sotto la vara, proprio perché Ispica e la nostra associazione, la nostra comunità vive di questi momenti e non solo di questi momenti. Questi sono i momenti clou, i momenti cardini della vita nunziatara e vanno vissuti appieno. Sono veramente contento che il gruppo dei nostri ragazzi, il gruppo dell'associazione Don Bosco sia veramente così nutrito e così corposo come quello di quest'anno. Siamo quasi 500 persone qui presenti oggi, è un numero non indifferente, tra bambini, famiglie, catechisti. Tra l'altro coordinare tutte queste persone è un lavoro a tempo pieno. Naturalmente il coordinamento sì, ci sta, naturalmente non sono solo, insieme a me c'è un direttivo, oltre a me ci sono anche, come ha ben detto sicuramente Salvatore, anche l'Arciconfraternita, è un tutt'uno, è un coordinamento totale che fa da cornice a questa bellissima serata del nostro Venerdì Santo del 2024. Grazie Francesco, ti lasciamo ai tuoi ragazzi che ti stanno Grazie a aspettando. voi, Grazie, grazie, ringraziamo anche il presidente dell'associazione dei portatori, Francesco Amodeo. E allora, Salvo, possiamo ora chiudere? Sì. Siamo arrivati alla fine del nostro lungo pomeriggio. Come ho detto prima, ti ringrazio personalmente e ti ringrazio a nome di tutti i telespettatori, che sono stati tantissimi, per le perle di storia che ci hai portato. Grazie Salvo e buona continuazione di Venerdì Santo anche a te. Allora io ringrazio te, ringrazio indirettamente sia da Nunziataro ma soprattutto da Ispicese, perché per noi è importantissimo far conoscere la nostra Settimana Santa, come ti ho detto, che può avere un valore oltre che folcloristico, religioso, anche turistico, per cui benvengano queste iniziative
e grazie veramente perché ne ha bisogno il territorio, ne ha bisogno anche la provincia di Ragusa. E arrivederci all'anno prossimo allora. Grazie a Salvo Rabito, io ringrazio tutta la magnifica troupe che ha collaborato per l'emissione di questa diretta, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento non finisce naturalmente qui la settimana santa, domenica per il Gioia e la Madonna Vasa Vasa, grazie.